La scuola Manhattan oggi visita del gruppo folcloristico dell'India. Sì, questo gemellaggio così con i ragazzi dell'India, i nostri ragazzi hanno fatto un percorso anche curricolare per quanto riguarda gli aspetti storici anche di questa nazione, hanno studiato i costumi, le tradizioni e più che altro questo è un momento, ripeto, di unione tra due popoli diversi e quindi noi siamo ben felici di accogliere il gruppo dell'India qua, ringraziamo gli organizzatori che ci hanno dato questa opportunità di avere questo gruppo nella nostra scuola. Un momento di condivisione di una festa vissuta dalla città in questi giorni. Sì, devo dire che, ripeto, siamo molto felici di avere questo gruppo, dimostrazione del lavoro che quotidianamente facciamo nella nostra scuola. Adesso le nostre ragazze ad esempio saluteranno in lingua inglese e questo è un percorso curricolare che hanno fatto e che permette loro anche di esplicitare le conoscenze e le competenze acquisite. La nostra scuola primaria Nuova Manhattan del liceo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico professor Luigi Costanza, quest'anno ha partecipato al progetto Adotto un patrimonio all'interno della saga del Mandorlo in Fiore. E i bambini hanno fatto un lavoro di ricerca guidati dai docenti e con la collaborazione delle famiglie per conoscere questa tradizione del Nowruz che appartiene al gruppo folcloristico dell'India. Il Nowruz è la festività dell'anno nuovo, quindi con canti, balli, loro festeggiano il nuovo anno, nonché anche l'arrivo della primavera. I bambini quindi hanno conosciuto questa tradizione che è piena di rituali e si sono adoperati al completamento di una tavola che è la caratteristica di questo Nowruz che rappresenta i 7 elementi di pace, luminosità, associazione, quindi sostentamento, nonché anche hanno elaborato delle ricette tipiche della festività. Sicuramente tutto questo poi è stato rielaborato in uno storytelling e poi oggi appunto si è realizzato il workshop col gruppo e quindi abbiamo fatto vedere quello che noi abbiamo rielaborato delle loro tradizioni. Ecco, questa è la tavola, se ce la vuole un po' descrivere. La tavola appunto sono con i 7 simboli della tradizione, quindi le uova colorate, l'aceto, lo specchio che dà per il futuro, le mele, i semi di grano, le candele per la luminosità, poi anche l'aglio è il loro simbolo e poi anche la farina e le piante di giacinto. Poi sicuramente questo progetto ha una grande valenza formativa perché attraverso queste attività si sottolinea l'importanza della diversità culturale, del linguaggio interculturale, nonché l'accettazione delle regole di vita diverse tra i popoli e questo a sottolineare anche a cercare di far venire meno quei sentimenti di intolleranza che a volte abbiamo verso i popoli, che a volte appunto nella società sono presenti. Poi si dà la possibilità anche ai ragazzi e ai bambini di vederli proprio da vicino, insomma, sì, e di poter dialogare con loro. Sì, si hanno questo contatto e quindi anche è stato un modo per mettere l'inglese che i bambini studiano normalmente in movimento e quindi creare questo scambio anche linguistico. Quindi una funzione educativa molto importante. Sì, molto educativa sicuramente e formativa perché appunto è giusto che anche i bambini si rendano partecipi di questa festa bellissima che abbiamo ad Agrigento e che appunto ci fa conoscere tante nazionalità provenienti dalle varie parti del mondo e che i bambini piccoli magari a volte non conoscono come dovrebbero perché insomma la scuola in questo senso fa tanto. Ecco, come si vive questa esperienza qua ad Agrigento della festa del mandorlo e questo gemellaggio con una scuola elementare? It's been a very good experience being here. Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare la nostra nazione qui alla festa del Mandorlo in Fiore. Tutti gli artisti e il pubblico sono molto accoglienti, la città è molto bella e ci sta dando l'opportunità di conoscere tutta una serie di altre culture, in particolare siamo qui stamattina accolti dalla scuola per condividere la nostra cultura.